Diciamo che la protesta è sempre la stessa, perché noi viviamo gli stessi problemi da anni, solo che questa volta c'è stato questo silenzio, questo confronto da parte di chi ci deve venire incontro e di chi li deve risolvere i problemi soprattutto, perché praticamente il problema principale sono i pagamenti dei primi, perché uscendo da un'annata come siamo usciti, abbiamo avuto la Blue Tongue, la siccità, ci siamo ritrovati praticamente a subire questo ennesimo torto, perché per me è un torto che non ci sono stati dati primi che dovevano arrivare ai tempi dovuti, invece quest'anno hanno più ritardo degli altri anni e loro continuano a dire che è tutto a posto, che sono tutte pagate e soprattutto tolgono le cifre dei pagamenti che non corrispondono alla realtà, perché loro dicono che ci sono 3.000 domande solo che non sono pagate, ma le altre che sono pagate gli hanno dato un minimo acconto, una percentuale bassissima di quello che devono incassare, e dunque siamo in una situazione, diciamo, di disastro, e poi manca il confronto e l'ascolto da parte dell'assessorato. I problemi li deve risolvere con chi è nel campo. È inutile che si fanno sempre i tavoli. I tavoli non hanno portato mai a niente, questo noi credevamo che il 2019 aveva imparato qualcosa, invece non hanno imparato niente, perché nel 2019 siamo passati da tantissimi tavoli tra associazioni politiche, a noi ci hanno sempre ignorato, e poi è arrivata la protesta del latte che ha coinvolto tutta l'isola.